Guardate, signor Muraro ha appena detto che la Lega si trova di fronte a leggi che bloccano le sue iniziative, ma siete stati il governo nazionale per 8 degli ultimi 10 anni e avete fatto parte di maggioranza parlamentare a dir poco enorme. E non parliamo di Regione Veneto o Lombardia, dove governate a tempi immemorabili. Ci vuole un bel coraggio a dire quello che ha detto. Sì, signor Domenico, lei ha perfettamente ragione, ma noi in questo governo avevamo l'8% di consenso popolare e lei sa che su un consiglio di amministrazione chi ha l'8% delle azioni comanda per l'8%. Molto probabilmente anche in questo contesto bisogna tenere conto di queste condizioni. Nel Veneto e nella Lombardia che governiamo, non è che governiamo da tanto tempo in Lombardia, abbiamo una percentuale, siamo minoranza all'interno della maggioranza. Come nel Veneto, credo che con il governatore Zaia ci sono dei cambiamenti, però sono dei cambiamenti che derivano sempre dalla possibilità politica di fare lo statuto nuovo, di fare nuove iniziative. Ma se poi da Roma ti tagliano tutti quanti i trasferimenti e non hai più i soldi per fare politica, cosa fai? Questo è il fatto. Io mi auguro che lei, questa nostra responsabilità, se a livello nazionale avessimo il 40% di consenso, noi mi assumo questa responsabilità, ma chi ha parlato di federalismo, chi è stato preso in giro per il federalismo, siamo stati noi.